Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet. Futsal People, buonasera da Enrico Coggiola e benvenuti al Pala Maggiore di Leni, L84 Torino e Cossiti Genzano, sesta giornata di Serie A. L'84 per dimostrare ancora una volta con forza di volere, di poter stare nelle zone altissime della classifica. Le Cossiti invece per riprendersi dopo la battuta d'arresto contro la Came Treviso con tanta voglia di playoff. Ci siamo, big match della sesta giornata di Serie A con le due squadre pronte a fare il loro ingresso sul parquet del Pala Maggiore di Leni. Andiamo quindi subito a scoprire chi saranno i protagonisti di quella che sarà sicuramente una bellissima sfida, partendo dalle scelte di Mister Rios, ovviamente sponda L84 che completa il proprio reparto dei portieri con Tondi e Lopez, poi Rescia, Tuli, Fortini, Liberti, Osico, Ton, Braga, Salas, Raguso e Diaz. Dall'altro lato risponde lo Special One Fulvio Colini con Mammarella e Di Ponto a completare quello che è il reparto dei portieri, poi Giacchini, Tony Dandel, Gastaldo, Barra, Nem, Taborda, Moabz, Barichello, Canal e Micheletto. C'è ovviamente una terza squadra in campo, quella dei direttori di gara, che saranno per l'occasione Voltarelli di Treviso e Precai di Treviglio, al crono Filippi di Bergamo. Ci siamo squadre che hanno preso possesso del parquet del Pala Maggiore di Leni, che sarà teatro di questo big match tra l'84 e dei Cossiti Genzano, e l'84 in quarta posizione condivisa con Mantova e Roma a 9 punti, una partita in meno per la squadra di Diego Rios, che vanta il miglior attacco della nostra Serie A e la seconda miglior difesa, 24 gol segnati per i verdeneri, 9 quelli subiti, e Cossiti Genzano invece in nona posizione a quota 6, un punto di distanza dalle migliori 8, dai playoff e da quelle che saranno poi qualificate per la Final 8 di Coppa Italia. 15 gol fatti e 16 subiti per i romani, un po' a singhiozzo in questo avvio di campionato, ma tanta qualità nel roster a disposizione di Fulvio Colini. L'84 che arriva da 2 vittorie e una sconfitta nelle ultime 3. Napoli invece, e Cossiti invece, che ha perso in casa proprio col Napoli nella sfida da ex dello stesso Fulvio Colini, poi ha vinto bene sul campo del Pomezia per 4-0, poi come detto la sconfitta un po' in attesa in casa contro la Came Treviso, dell'84 invece che ha battuto per 6-2 l'Active Network, poi caduta in casa con lo Sporting Sala Consilina per 3-2, poi vittoria larga in casa della Global Work Capurso, battuta per 7-3 con qualche difficoltà perlomeno nella prima parte di gara, e poi gran finale per la squadra di Mister Rios. Squadre che vanno alla canonica foto di rito, l'84 sotto la curva dei Tigers, e l'84 che possiamo anticiparvelo partirà con Lopez tra i pali, poi Rescia ultimo, sulle due bande Liberti e Osico, pivot Salas, quindi doppia opzione sia 3-1 che 4-0 per la squadra di Gorios. Aspettiamo invece lo starting five delle Cossiti Genzano, ora riunita per caricarsi in cerchio, così come fa ora invece la L'84 Torino. Foto anche per gli ospiti con i romani che vanno a prendere spazio davanti alla propria porta. Tanta qualità in campo questa sera al Pala Maggiore di Leni. Sicuramente un L'84 che ha iniziato bene con l'unico neo, che è quello appunto della sconfitta casalinga contro lo Sporting Sala Consilina, che ora le sta davanti di una lunghezza, 10 punti per i campani. Invece le Cossiti un po' singhiozzo come abbiamo detto, ma tanto spazio e tanta qualità per riprendersi durante l'andamento della nostra Serie A. E poi chissà, guardando già ai playoff e ai momenti che contano, squadre schierate in campo, e l'84 pronta con il quintetto che vi abbiamo raccontato. Dall'altro lato del campo invece risponde Fulvio Colini con Mammarella tra i pali, Taborda ultimo, sulle due bande Micheletto e Barichello, pivot Canal, e anche qua possibilità
di 3-1 e 4-0, ma ci siamo, tutto pronto sul parquet del Palamaggiore di Leini. Si attende solo l'ok da parte dei due arbitri per sancire l'inizio di una bellissima sfida tra l'84 e Decositi Genzano. Sarà proprio Mauro Canal a dare il primo giro al pallone questa sera al Palamaggiore. Per lui 3 centri fin qui in stagione, il miglior marcatore dell'Ecocity insieme a De Oliveira e Micheletto e Nem. Ma si parte via, andiamo, buon divertimento con l'84 Ecocity Genzano, con l'Ecocity che gestisce il primo possesso. Taborda in verticale da Barichello, sponda, raccoglie Taborda, prova a sgasare, chiuso dal connazionale Rescia. Poi giocata, va giù Rescia, si gioca per il vantaggio, anzi no, Liberti se n'era andato bene. Fallo di Matteus Barichello dopo 14 secondi di gioco e punizione in favore dell'84. Colloquio intanto tra Diego Rios e Francesco Liberti, sicuramente uno dei volti più positivi del nuovo corso verde nero. 3 gol per lui fin qui in questo avvio di stagione in Serie A. Ora gioca con Rescia, Liberti lascia lì Osico, pressione molto alta dell'Ecocity, Osico doppia finta e poi riparte da Victor Lopez, sguardo in avanti e pallone che segue lo sguardo alla ricerca di Salas che non può arrivarci. Con calma Stefano Mammarella a rimettere in moto i suoi, lancio lungo a cercare Barichello che va di testa non trovando né la porta né una sponda. Lopez con calma da Liberti, Canal alza la prima linea, Rescia di prima in verticale non trovando ancora Van der Salas. Tanta pressione da parte dell'Ecocity Genzano in questi primi 37 secondi di gioco effettivi al Palamaggiore di Leini. Pressione che funziona, l'84 è costretta a buttare via il pallone per 2 volte consecutive. Canal, Micheletto di prima, trova solo Osico, può giocare dal fondo Mammarella, ancora lungo per la corsa di Micheletto, Osico lascia scorrere, così fa anche Leonardo Micheletto che non ha il motorino, non può arrivarci. Osico con calma, si stacca Lopez che gioca, prova a tagliare il campo Micheletto, Lopez prende possesso della metà campo dell'Ecocity, poi prova ad andare in verticale più per ribellarsi del pallone che per cercare veramente una trama per Liberti. Buon lavoro da parte di Micheletto che è andato a tagliare il suggerimento possibile per Capitano Osico. Gioca l'Ecocity, Canal in verticale da Barichello, duello con Rescia, arriva Liberti in raddoppio che vince la sfida, poi Lopez deve accelerare le operazioni, sbaglia Osico, Canal sinistro, out per Mauro Canal. Ci ha provato di prima intenzione, complicato trovare la porta di prima. A quella posizione sbaglia Rescia che non si capisce con Liberti che era andato per il contromovimento. Altro possesso regalato all'Ecocity in questa prima fase di partita un po' spezzettata. Micheletto in verticale da Barichello, questa volta riesce a scappare dalla pressione di Rescia. Barichello scava il pallone centrale per Micheletto, Liberti legge e provvede, poi prova a sgasare sulla banda di destra, vince il rimpallo, anzi no, l'ultimo tocco è proprio dell'ex giocatore della Feldieboli. Può ricostruire l'Ecocity, pallone in verticale, ancora a cercare Barichello, Canal raccoglie, guarda la porta Canal, deviazione, il pallone sibila vicino al palo della porta difesa da Victor Lopez, sarà calcio d'angolo. Richiamata la panchina dell'84, devono allontanarsi i giocatori verdeneri dal punto di battuta. Ora si può giocare, palla fuori, Micheletto, bomba, centra Liberti, ancora Micheletto, sinistro forte, fuori dallo specchio e attenzione alle bombe di Leonardo Micheletto, sicuramente uno dei giocatori col tiro dalla distanza più pericoloso di tutta la Serie A. Lopez lungo da Salas che prova a controllare in palleggio, tiene in campo il pallone, sempre Salas, scappa dalla pressione di Taborda, non c'è fallo di Barichello, si gioca, Barichello raccoglie, prova ad andare di prima dentro sul possibile inserimento da parte di Pablo Taborda. Interviene molto bene Maxi Rescia, poi richiamato Van der Salas dal secondo arbitro Precai. Micheletto lascia lì, Barichello fuori Taborda, Barichello isolamento con Salas, finte di Barichello, arriva al lavoro anche di Liberti che ora scala per uscire su Taborda. Canal all'indietro da Stefano Mammarella.
poi allaccio Barrichello Salas, ma si gioca. Micheletto finta e manda fuori tempo per un attimo Osico, poi rientra, palla a tagliare Letta, però bene da Salas. Rescia poi vuole tornare da Van der Salas, che viene preso però ancora una volta in controtempo. Vorrebbe andare al cambio veloce Van der Salas, richiamato però insieme a Mateus Barrichello dal primo arbitro Voltarel per l'incrocio di pochi istanti fa. Pallone lontano, può giocare Mateus Barrichello, dentro Fortini e Braga. Attacco Barrichello, Barra anche lui appena entrato insieme a Nem. Pallone in verticale proprio per Nem, che riceve, chiude però bene la strada Liberti, che prova a sgasare. Liberti, scarico per Fortini, rientra, guarda la porta Fortini, ci ha provato col destro Giuliano Fortini, ha risposto presente Stefano Mammarella. Lascia lì Fortini, Liberti sul punto di battuta, palla forte centrale, centrato però Barra, prova a distendersi le Cositi, va giù Barrichello, Taborda aspetta e allunga in fallo laterale. Si rialza ora Mateus Barrichello, sarà chiaramente rimessa per l'L84. Scontro ancora a palla lontana tra Barrichello e un giocatore dell'L84 Torino. Ora Tuli va a restituire il possesso alle Cositi. Todinandel, Nem, isolamento con Fortini, riparte da Barrichello, di prima in verticale da Fede Barra, lascia lì Barrichello, lotta con Tuli che vince la sfida, poi Fortini prova a sgasare sulla banda di destra, arriva anche Nem che ripulisce quella zona di competenza allungando direttamente in out. Pronto Tuli sul punto di battuta, entrato anche Raguso nelle file dell'84, riceve, calcia Raguso, bene rasoterra, molto attento ancora una volta Stefano Mammarella. Già 2 conclusioni per l'84, una per le Cositi Genzano. Palla dentro, tentata da Tuli, poi Fortini rovesciata, paratissima di Mammarella che nega il golasso a Giuliano Fortini. Mamma mia, cosa ha preso Stefano Mammarella. Ancora angolo però per l'L84, Tuli, palla fuori per Braga, al volo di controbalzo, si permette il lusso di bloccare Stefano Mammarella che va subito in verticale per Todinandel, rimontato da Raguso, poi Lopez ci mette il piede, transizione possibile per l'L84 con Tuli che la spinge, alla fine prova ad aspettare il pallone, non è uscito, tanta intensità in questo avvio, sbaglia l'appoggio Raguso, ringrazia le Cositi Genzano, tenuta a galla in questo avvio da un super Mammarella. Nem, punta Braga, Nem, sempre isolamento in banda, poi riparte da Felipe Todinandel, tacco di Canal che non passa, Braga rinnova la sfida con Nem, si riparte da Victor Lopez, centrale, Tuli sponda per Raguso, Braga regge su Todinandel e poi scarico, buono per Fortini, Tuli lato lato, sfida con Barra, prova ad andare dentro Tuli e poi super parata di Mammarella, fallo di mano di Lucas Braga che in tuffo aveva provato a cercare la conclusione sul secondo palo, prova a ripartire veloce le Cositi, chiusa subito però da Tuli, imbucata, Canal in area, Canal prova a passare, attento Lopez, altra paratissima di Mammarella a evitare il tuffo di Lucas Braga. Osico lascia lì a Tuli, Raguso, Tuli rischia qualcosa sulla pressione di Barra, gli serve uno scarico, non può tornare da Lopez, sempre Tuli, alla fine si gira bene, prova ad andare in verticale, centra Raguso che gli era andato in soccorso, da sistemare la porta di Victor Lopez, fuori Braga, dentro Ton, Neopopà a cui facciamo gli auguri. Rimessa è Cositi, 5 punti, 5 minuti di alta intensità al Palamaggiore, Nem ci prova, non trovando però lo specchio della porta. Nessun problema questa volta per Victor Lopez. Tuli con spazio, Moabs appena entrato, tocca il pallone e lo raccoglie, prova a spingere la transizione, alla fine Osico lavora bene, Raguso trova la sfera, prende campo, poi Osico sfida tra i numeri 10 con Nem, Ton, scarico Tuli,
contromovimento, 1-2 tra Ton e Tuli. Tuli passa su Nem, Tuli fino in fondo, scarico per Raguso invece di calciare verso la porta di Mammarella. Eccesso di altruismo da parte del numero 6 dell'84 che ora vola al cambio, lo rileva Francesco Liberti. Grande azione tra Tuli e Ton, non finalizzata però dal vice capitano verdenero, sbaglia Moabs, Liberti calcia non trovando lo specchio, rischio per l'Ecocity, non contento Fulvio Colini in panchina che ora prova ad avere un colloquio a distanza con Moabs. Mammarella col pallone in mano, lascia lì Nem, Moabs, Taborda sbatte su Liberti, Taborda rischia e alla fine perde il possesso concedendo angolo nell'84. Lo stesso Liberti sul punto di battuta. Palla corta, Osico, giocata, Liberti prova ad andare dentro in prima intenzione cercando probabilmente Ton sul secondo palo, si mastica però il pallone va a lungo, Mammarella grande controllo di Moabs che poi cade addosso a Lopez sulla leggera spinta da parte di Ton, non c'è nulla. Lato lato, Liberti, isolamento con Nem, finta di Liberti, lavora per lui Ton, Raguso, Osico attaccato forte da Pablo Taborda, Raguso in verticale da Ton allacciato da Moabs, laccio che continua, richiamati i due giocatori ancora una volta dal primo arbitro Voltarel. Riportata la calma sul parquet, appoggio di Raguso scomodo da gestire per Ton. Gioca l'Ecocity, Nem in verticale da Matteus Barrichello, Rescia su di lui, Barrichello lascia lì, Nem calcia senza angolo, trova il massimo probabilmente da questa situazione, cioè il calcio d'angolo. Con calma Nem, parte il conteggio, Nem palla sopra verso Taborda, Liberti la legge, alla fine però non riesce ad appoggiare, facile per Victor Lopez. Con la testa devia il pallone in fallo laterale, altro giro per l'Ecocity Genzano. Questa volta Matteus Barrichello, protagonista con la nostra nazionale. Alla battuta, palla fuori per Moabs, si mette in ritmo, calcia Moabs, bomba a cercare l'incrocio dei pali, non trovato però lo specchio. Buona giocata e buona conclusione per Moabs. Sicuramente uno dei giocatori più dotati tecnicamente della nostra Serie A. Lopez in verticale da Ton, duello con Taborda, va giù Ton nel tentativo di controllare con il petto, gioca veloce l'Ecocity. Moabs in verticale da Barrichello, attaccato forte da Rescia, Barrichello regge questo pallone, prova a girarsi, Rescia vince il duello ancora una volta molto bene, poi Ton scivola, attaccato da Micheletto, troppo forte secondo i due arbitri. Bel gesto di Leonardo Micheletto che va subito a chiedere scusa a Ton. Due falli dell'Ecocity, uno invece quello dell'84, sarà punizione con Maxi Rescia sul punto di battuta. Liberti, rientra Liberti, lato lato, Osico prova la crocchetta su Micheletto, non passa Osico, poi alla fine va forte, non commettendo fallo ma comunque concedendo la rimessa laterale all'Ecocity. Dentro anche Emiliano Gastaldo. Taborda, Barrichello, Micheletto di prima in verticale a cercare proprio Gastaldo che ha rilevato il lavoro da pivot che ha svolto fin qui Matteus Barrichello. In verticale per Ton che deve correre e raccogliere questa sfera, poi prova il numero su Taborda, non passa, Barrichello spinge in campo aperto, sempre Barrichello, entrata dura di Rescia che chiede subito scusa, fallo e giallo per Maxi Rescia a 13 minuti, poco più dalla fine del primo tempo. Poi si chiariscono Ton e Taborda per un contatto precedente, resta giù Barrichello, Rescia ha provato in extremis a raggiungere il pallone, entrata dura, sì, ma non con cattiveria, conosciamo Maxi Rescia. Poi subito cenno d'intesa tra il 5 dell'84 e il 24 dell'Ecocity Genzano.
Attenzione alla soluzione da palla inattiva per la squadra di Fulvio Colini. È stata Borda sul punto di battuta. Attenzione allo scarico possibile per Micheletto. Ha sistemato la propria barriera Victor Lopez con Liberti a coprire il primo palo. Rescia uomo su Barichello, Tuli pronto per lo scarico su Leonardo Micheletto. Alla fine andrà lui. Va in porta Micheletto, centra Liberti. Nem si accontenta della rimessa laterale. Dentro Braga per l'84. Taborda. Lato lato. Micheletto. Torna da Taborda, scambio tra i due, palloni in verticale da Barichello che era tornato in posizione a pivot. Tacco per andare a Taborda, passa a Taborda, Ruleta, non può calciare. Poi Micheletto sì, c'è pronto però Victor Lopez. Nem raccoglie, guarda per un attimo la porta, doppia finta, ci prova Nem che vorrebbe una deviazione che non è arrivata. Secondo i due arbitri può giocare l'84 in velocità con Liberti che forse voleva il cambio, ora deve gestire questo possesso. Osico, Rescia. Si allacciano Osico e Micheletto, si gioca, fallo di Micheletto, trattenuta su Osico, ancora Voltarella, richiamare i due giocatori. Fuori Osico, dentro Giuliano Fortini. Da recuperare il pallone. Se ne sono andati 7:35 in questo primo tempo, 0-0 tra l'84 Torino e De Cositi Genzano, ma tante emozioni in questo avvio. Braga non regge, tocco di mano di Taborda involontario, si gioca. Barichello, attaccato forte da Liberti, grande sfida tra i due. Compagni di nazionale. Micheletto di prima in verticale, direttamente sul soffitto del Palamaggiore, sarà rimessa laterale per l'84. Fin qui protagonisti due portieri, un paio di parate buone di Victor Lopez, un paio di miracoli invece per Stefano Mammarella. Parallela per Fortini che calcia, esce bene Mammarella in brasiliana a chiudergli tutto lo specchio. Ci ha provato con la punta Giuliano Fortini. Tuli sul punto di battuta, palla sopra per la conclusione al volo di Lucas Braga che la sblocca a 12 e 0-4 dalla fine del primo tempo, palla inattiva e Braga al volo fa 1-0. Si riparte con l'Eco City che si trova ad inseguire l'84 in vantaggio col gol bellissimo di Lucas Braga. L'84 brava a sfruttare questa palla inattiva, va giù Rescia, fallo per la spinta di Gastaldo ai danni di Maxi Rescia che poi è franato su Leonardo Micheletto. Buona soluzione da palla inattiva per l'84, come dicevamo non ha potuto nulla questa volta Stefano Mammarella tra i pali. Quarto fallo dell'Eco City a 11:50 alla fine del primo tempo. Attenzione perché il conteggio dei falli può già diventare un fattore. C'è Fortini sul punto di battuta, riparte da Victor Lopez, rischia Victor Lopez, Micheletto la trova a porta vuota, Micheletto di testa e poi Victor Lopez rimedia all'errore. Brivido per l'84 in fase di costruzione. Poi Lopez ha colloquio con Rescia, anche Rios e Pascugli a parlare con l'ultimo argentino. Probabilmente il portiere dell'84 si aspettava un'altra giocata. Occhio a Braga che però scivola ma vince il duello. Fortini rientra solo per un attimo, poi lato lato Tuli, palla un po' scomoda, si riparte da Victor Lopez, palla centrale, Tuli si gira bene, scarico per Rescia, esterno in verticale per Fortini che voleva provarci al volo con il destro, conclusione masticata però per Giuliano Fortini. Micheletto rischia, Fortini per un attimo gliela porta via, poi Barichello ci arriva, Tuli sporca questo pallone, Fortini lascia lì per Braga che non capisce le intenzioni del suo compagno, alla fine respira l'Eco City, pallone out, rimessa laterale per la squadra di Colini che chiede saggiamente time out, stop sul parquet, stop anche per noi.
Suonata la sirena che ha richiamato in campo le due squadre, indicazioni sulla panchina dell'Ecocity per gestire molto probabilmente la fase difensiva e per limare qualche dettaglio in fase di possesso, anche perché in questo avvio abbiamo visto la squadra di Collina andare subito in verticale a cercare il proprio falso pivot. Questa sera Barichello, non c'è Giulio De Oliveira per cercare delle soluzioni importanti per provare a mettere in difficoltà dell'84. Gastaldo controlla col petto in uscita dal time out, gli sporca la sfera Fortini allungando direttamente in out. Vi ricordo che per seguire tutto il meglio del nostro calcio a 5 iscrivetevi al canale della divisione calcio 5. Sbaglia Barichello con Tulli che gli strappa il pallone vincendo il duello, poi scappa dalla pressione di Gastaldo nella sfida tra numeri 6 Fortini lato lato, Raguso calcia Raguso, attento sul primo palo Stefano Mammarella, applausi per Mattia Raguso. Poi Barichello non può fare altro che addormentare il pallone in fallo laterale. Tulli sul punto di battuta, taglia Fortini, pallone all'indietro ancora una volta per Victor Lopez, che ora prende possesso della metacampo dell'Ecocity per evitare il conteggio di secondi. Poi Raguso per mandare dentro, centra Canal. Tulli scappa, Fortini contro movimento riceve 1 contro 1 con Tony Landel, si riparte da Tulli. Cambio lato per andare da Raguso, messo in difficoltà dalla pressione di Canal. Victor Lopez ha chiamato il pallone potendolo ricevere, c'era stato il tocco di Mauro Canal pochi istanti fa. Raguso non si è fidato, addormentando la sfera in fallo laterale. Barichello attaccato da Fortini, Gastaldo taglia il campo per andare da Canal, controllo, Fortini ripulisce e vola al cambio. Micheletto, Canal, Tony Landel, verticale per Barra, regge questo pallone bene, poi Salas capisce tutto, 2 contro 1 possibile per l'84, Salas fino in fondo trovando solo l'esterno della rete. Bella giocata di Van der Salas, brivido per Mammarella che ora va in verticale. Raguso bene di testa, Tulli taglia il campo, Osico, Raguso, Tulli, Van der Salas, 4-0 puro ora per l'84. Tulli riceve, prova a chiudere 1-2 con Osico, che l'ultimo a toccare, lavora bene Leonardo Micheletto, guadagna la rimessa. 9:20 alla fine del primo tempo al Pala Maggiore di Lini e l'84 Torino in vantaggio per 1-0. La decide fin qui Lucas Braga. 4 i falli dell'Ecocity, 2 quelli dell'84. Con calma Francesco Liberti dopo il tocco sbagliato di Tony Landel. Salas duella con Tony Landel che alla fine gli sporca direttamente in out il pallone. Colloquio intanto tra il primo arbitro Voltarella, Salas e Tony Landel ancora per le scaramucce di pochi istanti fa. Giallo per Van der Salas, qualche parola di troppo probabilmente per il numero 20 dell'84. Secondo giallo per l'84 dopo quello di Maxi Rescia. Solamente i 2 i falli della squadra di Mister Rios. Chiaramente Rescia punito per l'intervento. Salas ora per protesta, Raguso calcia, centrata a borda, altro giro dalla rimessa laterale per Francesco Liberti che chiama la giocata. Liberti dentro da Raguso, arriva però il fischio del primo arbitro Voltarel, infrazione di secondi per Francesco Liberti, ingenuità e possesso regalato all'Ecocity Genzano. Tony Landel verticale per andare da Barra, lotta furibonda con Liberti, alla fine Salas va a dare una mano al proprio compagno.
Barra fa la guerra e guadagna un prezioso calcio d'angolo. Micheletto sul punto di battuta. Palla centrale, scambio con Barra, dentro Micheletto. Victor Lopez copre il proprio palo. Sarà nuovamente angolo per l'Eco City Genzano. Palla sopra verso Taborda, al volo, male col sinistro, molto alto il pallone sopra la porta di Victor Lopez. Raguso, verticale da Salas, forte Taborda su di lui, Salas vince 2 duelli, poi riparte da Osico, di prima Raguso va in verticale da Salas, ci arriva Barra e poi Mammarella a mettere tutti d'accordo. Canal, verticale, Barra, anticipato bene da Liberti, 3 contro 3 possibile per l'84, Salas rientra bene l'Eco City, corto Salas, Taborda legge, spinge la transizione, Taborda, un muro Victor Lopez che risponde alle parate di Mammarella e soprattutto tiene avanti l'84. Barra legge, prova a girarsi, sempre Barra, va dentro, Raguso tocca, Barra ancora col pallone tra i piedi, scarico per Canal, Taborda sfida con Braga, si riparte da Micheletto, forte su di lui Osico, Mammarella, scarico Taborda, corto Canal, di prima in verticale, trova bene il pallone di testa Liberti, Osico e poi Liberti, isolamento con Canal, Raguso, Osico di prima per Braga, va giù Osico, c'è il fallo che è il quinto per l'Eco City Genzano che dovrà giocarsi 7 minuti e 45 in bonus da ora in avanti. Ogni fallo dei romani verrà trasformato in un tiro libero per l'84 che ora può decisamente provare a sfruttare questa situazione. C'è bisogno dell'ingresso dello Spazzolone che fa la sua prima apparizione in serata. Bella partita al Pala Maggiore di Leni tra l'84 e Eco City. Terneri avanti per 1-0, ma tante occasioni da una parte e dall'altra. Gioca Osico, Rescia. Liberti in verticale cercando Lucas Braga, pallone che se ne va, respira Mammarella, corto Canal, Taborda, Micheletto, scarico Canal, Micheletto in verticale, tocca Osico, Barrichello insegue il pallone, lo trova, poi alla fine Braga mette tutti d'accordo prendendosi gli applausi di Mister Rios. Taborda, Barrichello, regge e riparte la Taborda. Micheletto, pressione alta di Osico che duella con Micheletto, alla fine è troppo duro l'intervento di Osico che prende anche un colpo, resta giù il capitano dell'84, fallo del numero 10 verde-nero che si lamenta per la sbracciata, intervento però troppo duro di José Antonio García González. Terzo fallo per l'84. Intanto Napoli avanti per 2-0 nel derby con la Sandrobate. Mantova che sta vincendo contro la capolista Feldieboli. Super Mantova in questo avvio di stagione. Nem gioca per Micheletto, pallone in verticale a cercare Barrichello, ci prova di prima Barrichello. Trova anche questa volta il massimo da questa situazione, cioè il calcio d'angolo. 7-0-8 alla fine del primo tempo, sempre 1-0 per l'84 e Eco City che sta salendo di colpi. Barrichello, isolamento con Tuli, prova a sgasare in banda Barrichello, va al centro Barrichello, trovando la deviazione con le mani di Victor Lopez. 7 spaccati alla fine del primo tempo, altro giro dal corner per l'Eco City. Micheletto dentro, Rescia legge e provvede allungando direttamente in out. Taborda si incarica della battuta in palleggio, poi gioca per Nem. Taborda centrale, Nem scava in verticale per Barrichello, preso in controtempo.
Possesso regalato all'84 che prova a partire in 5 con Lopez che si sgancia. Hosiko, Tuli, Victor Lopez in verticale, Rescia di testa, non ci arriva, lo fa Micheletto che però deve addormentare il pallone in out. Sarà rimessa per l'84. Buona idea di Rescia con Braga che si era staccato dalla marcatura di Taborda alle sue spalle. Hosiko sul punto di battuta. Victor Lopez scava per Hosiko, pallone un po' lungo, ci arriva Hosiko, anzi no, si arrabbia Hosiko col suo connazionale, voleva lo scarico per Tuli sulla banda di destra. Barrichello solo con Lopez, puntuale in uscita, dormita della difesa dell'84 con Tuli che si è dimenticato Barrichello alle sue spalle, ha dovuto scalare Braga. Alla fine Barrichello va al cambio, un po' zoppicante, anzi no, resta in campo Matteo Barrichello solo per un attimo. Rotazione con Barra e problemi forse per Matteo Barrichello. Taborda esce bene, le City, poi lato lato per andare da Micheletto. Barra in angolo, Barra calcia, centra Braga e la sfida tra pivot. Sarà angolo ancora per le City. Sempre il sinistro di Micheletto su questi palloni. Palla sopra per Taborda, al volo Taborda, replicando la conclusione di qualche minuto fa. Cambi per l'84, fuori Braga che fin qui la decide, dentro Ton. Tuli. Fortini di prima, male, cercando Ton. Può respirare Leco City e cercare di costruire qualcosa di importante in questo finale di primo tempo. Nem. Taborda. Nem. In verticale da Barra. Rescia su di lui, prova a girarsi Barra in mezzo a due. Barra, bella giocata, passa Barra, calcia, poi trova Rescia. Tuli alla fine libera dopo aver infastidito il pivot delle City. Micheletto, verticale, Barra riceve, aspetta uno scarico, lo trova ora in Micheletto, passa Micheletto, vuole il centro, trovando però solo le mani di Victor Lopez. Rescia esterno in verticale per Fortini, c'è pronto Nem in copertura, bella idea ancora una volta di Rescia che ora va a ricevere questo pallone. Rescia in mezza rovesciata, per poco non trova il gol dell'anno, andando vicino all'incrocio dei pali. Sempre 1-0 però per l'84 Torino. Respira le City. Ammarella. Micheletto, Nem, Micheletto. Finta di andare in verticale, poi lato lato, Tony Nandel. Ecco il pallone per Barra. Micheletto, Nem. Sfida con Ton. Prova a sgasare Nem, Toni, scivolata, Caparbio, recupera il pallone con un fallo. Secondo il secondo arbitro Precai, giallo per Ton. Si rialza Nem, solo per un attimo, problema alla caviglia sinistra, forse per il 10 delle City. Intervento di Ton sul pallone, giudicato comunque falloso dal secondo arbitro Precai. Fischi del pala maggiore di Leni. Si ripartirà comunque con la punizione in favore delle City. L'84 che è salita a 4 falli, 5 ve lo ricordiamo per le City. Molto arrabbiato Toni in panchina, cerca di calmarlo mister Diego Rios. C'è il fischio, si può giocare. Nem sfida con Hosiko, gli sporca il pallone. Tony Nandel. Micheletto sfida Fortini. Sempre Micheletto, sgasa in banda Micheletto, destro al centro, pallone che però era uscito con l'84 che comunque aveva fatto buona guardia della propria area di rigore. Fortini Rescia, Fortini,
Victor Lopez con tanto spazio. Ora va in verticale da Liberty, si gira Liberty, il pallone in campo, Liberty in area, palla al centro per Rescia che non trova la porta. C'è stata deviazione di Felipe Torinandel nella sfida tra numeri 5. Grande azione del Diablo Liberty, puntuale Rescia dentro l'area e ottima copertura di Felipe Torinandel. Fortini sul punto di battuta. Ton, Fortini di prima, Liberty, calcia Liberty col pallone che se ne va sopra la traversa di Mammarella, non c'è stata deviazione, pallone in verticale direttamente da Victor Lopez. Liberty, Fortini, scodella in verticale per Ton che di testa ci arriva ma non riesce a tenerlo sul terreno di gioco. Tanto lavoro per Ton, portiere di movimento invece per Fulvio Colini. Dentro Taborda, Nem, Mauro Canal, Barra e Leonardo Micheletto. A 4 dalla fine del primo tempo si gioca questa carta. Lecco City Genzano prova a alzare la prima linea di pressione all'84, rischia Lecco City. Lopez prova a calciare trovando però solo Tuli. Taborda deve correre in porta, si gira Tuli in buca per Lopez, gli taglia la strada Micheletto, molto bene, gran taglia fuori di Leonardo Micheletto, vola al cambio Taborda, rientra Mammarella per la rimessa dal fondo. Fuori barra, dentro Torinandel. Nem, Torinandel, Rasgasari in banda trovando il petto di Lucas Braga, rimessa laterale per Lecco City, si rimette la pettorina Taborda per andare al cambio con Mammarella. Fuori Braga, dentro Tuli insieme a Osico, Rescia e Liberty difenderà per l'84. Canal, Taborda, Canal, Nem, Canal, Nem riparte da Canal, prova a alzare Tuli. Taborda di prima, pallone molto alto e lento per Canale, Rescia ci arriva di testa, allungandolo però solamente in out. Nem, Canal, riparte Lecco City, Canal prova a spingere, pisata Nem, lato lato Taborda, ruota Lecco City, Barra lascia lì per Taborda, chiusa alla grande da Liberty, angolo per Lecco City. Barra fuori per Taborda. Nem, Canal, centrale, Barra, sponda buona per Nem, palla in angolo, Micheletto, deve uscire Lopez che ora rientra tra i pali. Nem, Micheletto ancora guarda la porta, calcia, centra Lopez, poi Rescia con la punta non riesce a dare potenza alla sua conclusione, raccoglie Canal. Nem, verticale da Micheletto, Canal, bomba alta non trovando la porta. Time out per Mister Rios, stop sul parquet, stop anche per noi. Suona la sirena che richiama in campo le due squadre, 1-0 per l'L84, 2:43 dalla fine del primo tempo. Sugli altri campi ha accorciato la Sandro Abate, sempre avanti per il Napoli per 2-1. Mentre il Mantova è ancora avanti contro la Fellieboli, anche sul campo lombardo, però per 2-1. Grazie alla doppietta di Cabeza. Si riparte, 2:43 alla fine del primo tempo. Gioca l'84 in verticale, colpo di testa di Nem, Canal, scarico per Micheletto. Nem, Canal,
Lato lato, Micheletto. Scappa dalla pressione di Fortini, si rifugia in Mammarella. Canal. Micheletto, palla lunga direttamente da Victor Lopez. Lungo da Braga che prova a controllare, vince per un attimo il duello con Canal. Alla fine Barra trova il pallone, Braga caparbio glielo porta via. Liberti, Victor Lopez. Da Liberti che non controlla al limite dei 4 secondi. Applausi comunque del Diablo per Victor Lopez. Rientra il quintetto per difendere dell'84, rientra invece Pablo Taborda come portiere di movimento per l'Eco City Genzano. 122 secondi alla fine del primo tempo. Chiaramente l'Eco City con questa soluzione tattica può sia mantenere il possesso organizzando con più calma una possibile trama. Ora Barra però riceve in angolo, attaccato forte da Usico, Rescia fa carambolare il pallone su Braga e oltre a mantenere il possesso può anche gestire la situazione falli. Liberti sgasa Braga, Usico, isolamento con Barra, rientra Usico, prova a imbucare, tacco di Braga, se la trova in mano Mammarella. Era andato per la doppietta personale Lucas Braga cercando un altro gol straordinario. Nem, palla centrale, Micheletto aspetta, Tonio Nandel, non rientra il portiere di movimento delle City. Ora sì, lo accetta l'84. Nem con calma, Micheletto, ruotano i due, Canal, Nem, Canal, Nem per Micheletto con un po' di campo, riparte da Nem, ultimo minuto di gioco, Taborda, Micheletto, Nem, Taborda sul lato debole, lato lato per andare da Micheletto, guarda la porta Micheletto, scarico per Taborda che riparte da Nem sulla doppia linea, ruota ora l'Eco City con Canal che torna da Taborda. Nem, Canal, lascia scorrere Nem per Micheletto, Nem, Canal, Taborda, Nem, lato lato per Taborda che va dentro a cercare proprio Nem, in agguato, in scivolata dentro l'area di rigore a centimetri dall'impatto che sarebbe stato vincente. Victor Lopez attaccato forte da Micheletto, Raguso, controllo orientato e salta Nem, spinge Raguso, passa poi il numero 80 dell'84 che rientra, prova a calciare col sinistro, Nem alla fine rinviene e vince il duello. Poi Canal libera scaraventando il pallone il più lontano possibile, Victor Lopez 7 secondi alla fine andrà al lancio. Così è in verticale da Salas che prova a mettere giù, trova Mammarella che prova addirittura a calciare verso la porta dell'84, non trovandola Lopez prova ad andare lungo con il lancio della disperazione, Nem appoggia direttamente da Rescia. Finisce qui la prima frazione di gioco tra l'84 Torino ed Eco City Genzano, 1-0 per la squadra di Mister Rios. La decide fin qui Lucas Braga col destro al volo da calcio d'angolo. Noi torniamo dopo l'intervallo.
Futsal People, siamo tornati in diretta dal Pala Maggiore di Leni, dove è tutto pronto per l'inizio del secondo tempo tra L84 Torino ed Ecocity Futsal Genzano. Ecocity già schierata da un paio di minuti sul parquet del Pala Maggiore, con la squadra di Fulvio Colini che ripartirà con Mammarella, Taborda, Nem, Canale e Matteus Barichello. L'84 invece che è appena rientrata, molto veloce l'Ecocity negli spogliatoi. L'84 invece che si è presa tutto il tempo possibile e ora va a prendere possesso sulla panchina. Intanto colloquio tra il primo arbitro Voltarelli e Fabio Tondi, e ora con Hosico forse per chiarire qualcosa nel possibile ritardo nell'ingresso sul parquet dopo l'intervallo. Ci siamo ora, tutta l'L84 fa il proprio ingresso sul parquet. Fin qui la decide Lucas Braga con un gran bel gol al volo su palla inattiva. Tante occasioni poi in avvio e nel finale per l'Ecocity Genzano, che ha trovato però sempre un pronto Victor Lopez davanti a sé. Prontissimi invece Stefano Mammarella in avvio con un paio di parate sensazionali. E l'84 che ripartirà proprio con Victor Lopez tra i pali, Rescia ultimo, Fortini Tuli sulle due bande, Braga pivot, rotazione per Fulvio Colini che vuole spendersi Taborda in un altro accoppiamento. Tony Landel è l'uomo designato per gestire Lucas Braga, che mette in moto il pallone l'L84. Via, andiamo, buon divertimento col secondo tempo di L84 Torino e Ecocity Futsal Genzano. Braga attacco, non passa, Tony Landel si gira bene, lotta, possibile 3 contro 2, Canale sbaglia il controllo, il pallone però è buono per Barichello che calcia, centrando però Rescia, poi Braga controlla e prova ad autolanciarsi di punta per Tuli. Con calma Tuli guarda la porta, in buca per Braga su Nem, Braga giocata, Braga, Nem in scivolata miracolo, e alla fine Mammarella non riesce a evitare il calcio d'angolo. Che giocata ancora una volta di Lucas Braga. Poi Nem in extremis a negare la gioia della doppietta al pivot italo-brasiliano. Tuli sul punto di battuta. Palla centrale, Braga, scambio poi con Tuli che aveva cercato Giuliano Fortini, non riuscito perfettamente questa volta lo schema da palla inattiva per l'L84. Palla sopra a cercare Rescia, solo Rescia, sinistro masticato per Maxi Rescia che non riesce a trovare l'impatto giusto con il pallone. Rimessa comunque per l'L84 Torino. Palla corta, bomba poi provata da Fortini, destro forte, troppo alto, nessun problema questa volta per Mammarella che va lungo cercando Barichello. Lopez con un brivido, l'ultimo tocco è di Matteus Barichello che si dispera perché girandosi si sarebbe trovato poi a porta completamente libera. Tuli in verticale da Braga, controlla forse con il volto, Nem in palleggio, non riesce a tenere il pallone incollato al piede sinistro. Rimessa laterale per l'L84. Rescia, Tuli prova ad andare in verticale, Nem tocca, Tony Landel ripulisce, Barichello solata, Tony Landel calcia forte sul primo palo, ancora una volta però attento Victor Lopez. Angolo Ecocity che prova a partire forte in questo avvio di secondo tempo. Tony Landel, palla fuori, Barichello, lato lato, Canal prova ad andare al centro, trova però le braccia sicure di Victor Lopez. Fortini alza la prima linea l'Ecocity e ha ragione, Fortini prova ad andare in verticale non trovando né un compagno né la deviazione di un giocatore dell'Ecocity che ringrazia, può manovrare un altro possesso dalla rimessa laterale. Atteggiamento molto simile a quello della squadra di Colini ai primi minuti di primo tempo. Nem sfida Fortini, poi pallone in verticale da Barichello, Rescia lotta ancora una volta, gli porta via bene il pallone Victor Lopez, rischia un po' su Nem, alla fine va in verticale trovando bene Lucas Braga che non riesce però a controllare.
quasi scontrandosi con Fulvio Colini a bordo campo. Fuori Braga, dentro Salas. Canal da Mammarella, alza la pressione Tuli, Nem di prima male, cercando Salas, non c'è fallo, rimessa all'84. Con calma Tuli sul punto di battuta. Palla fuori per Rescia, prova a calciare di prima a centro Barichello. Rescia si accontenta della rimessa. Intanto richiamati Fortini e Micheletto. Ancora per uno scontro rusticano, palla lontana, fuori Rescia, dentro Liberti. Intanto sulla panchina dell'84 Fortini al limite dei 4 secondi, alla fine vince il rimpallo solo per un attimo. Micheletto la trova col petto e poi va da Barichello. Scarico, Taborda, Canal. Micheletto, tanto striscione dei Tigers per la bambina di Tom. Micheletto, isolamento con Fortini, doppio passo, Micheletto gli corre sopra Canal, prova a servirlo. Il 77 dell'Eco City, si dispera Mauro Canal per il buon intervento di Giuliano Fortini. Taborda rientra, prova a guardare la porta, invece imbuca da Canal. C'è un'intesa tra i due, la trama era molto buona per provare a lasciar scaricare il destro di Pablo Taborda. Victor Lopez lungo da Salas che la colla sotto il pallone, ma Taborda lotta bene, gliela porta via. Barichello, su di lui forte Tuli, gli sporca il pallone direttamente in out. 2,5 sul cronometro di questo secondo tempo, sempre 1-0 per l'84. Micheletto gioca lato lato per andare da Pablo Taborda. Canal, Taborda in verticale da Matteus Barichello, su di lui Tuli, passa Taborda, il pallone però è uscito secondo il secondo arbitro Precaires, Giù Liberti, che si è fatto male nello scontro con Taborda e Victor Lopez. Tutto ok per Francesco Liberti che si rialza. Si può giocare con Taborda sul punto di battuta. Lascia lì, andrà Micheletto. Forte dentro, centra Salas col 77 che cercava proprio Pablo Taborda all'interno dell'area di rigore. Rimessa laterale vicina, apparente di un calcio d'angolo. Palla fuori, Canal calcia dopo il controllo con la suola, poi Liberti raccoglie, prova a sgasare, Liberti spinge il 2 contro 2, Tuli riparte da Osico. Palla centrale, Liberti, sponda, Salas. Liberti si rifugia in Victor Lopez. Scava il pallone, Taborda di testa, trova solamente Tuli, finta di Tuli, Osico! Troppo forte con il destro, alto. Tuli ancora una volta molto altruista, c'era la possibilità di calciare direttamente verso la porta di Stefano Mammarella. Tanto fuori Matteus Barichello, dentro Federico Barra. Mammarella. Tutti in avanti per l'Eco City. Mammarella basso per Micheletto, impreciso questa volta il lancio del portiere dell'Eco City. Respira l'84, dentro Raguso che gestisce. Liberti attacca la parallela, Raguso ignorato. Osico in verticale, cercare proprio il possibile taglio lungo di Mattia Raguso, che però non è arrivato. Mammarella lungo, Osico vince il duello commettendo fallo su Micheletto, si allacciano poi i due sempre con le cattive, Osico e Micheletto. Alla fine il fallo è per l'Eco City, si lamenta Leonardo Micheletto, credo più per quanto successo dopo il fischio del primo arbitro Voltarel che rispetto al fallo in sé. Altro giro per lo Spazzolone, punizione da una posizione molto molto interessante per l'Eco City. Intanto 3-1 del Napoli contro la Sandro Abate, e Mantova sempre avanti con la Feldieboli, ora per 3-2.
C'è Micheletto sul punto di battuta col suo sinistro. Victor Lopez sistema la sua barriera come al solito. Liberti, scalato Fortini, Micheletto va in angolo da Nem di prima, Nem cercando l'incrocio dei pali, soluzione complicata da gestire per il 10 delle City. È mancato forse l'inserimento a pochi passi dalla porta di Victor Lopez da parte di un giocatore delle City. Sarà rimessa laterale per l'84, si stacca ancora una volta Victor Lopez. Liberti deve andare in verticale, non rischia lo scarico per Lopez. Canal controlla dopo il tocco di testa di Taborda e torna proprio da Pablo Taborda. Barra in verticale, lotta, Barra pisata, sporcata. C'è un fischio contro Federico Barra, trattenuto Josico. Il primo fallo anche delle City. Rinnova il proprio dettame la squadra di Colini, prima linea molto alta. Josico, Raguso, verticale da Salas, tocca Barra. Josico, diagonale per Salas che si impegna e ci arriva. Poi riparte da Raguso. Esterno per Salas, sponda Josico, pallone un po' a metà strada, Josico si gira, Barra forte su di lui, si riparte da Victor Lopez che prova ad andare in verticale, prendendo però in controtempo Salas, pallone un po' a metà strada tra Van der Salas e Mattia Raguso, arrabbiato Mammarella che voleva il lancio, alla fine deve giocare corto. Barra controlla con qualche difficoltà, gli passa davanti Liberti, alla fine l'ultimo tocco del 9 dell'84, un po' di confusione, alla fine alla meglio le City. Per manovra con Micheletto, sfida ancora Josico, passa bene Micheletto, palla centrale, non lo capisce Barra, raccoglie Victor Lopez. Raguso, Liberti, Josico taglia il campo per provare ad andare da Salas, legge, provvede Taborda che scarica male per Salas che arriva alle sue spalle, poi rischia sulla pressione di Micheletto, non c'è fallo, anzi sì, in ritardo il fischio da parte dei due arbitri. Situazione molto simile, non nell'intervento ma per la dinamica, a quella di Tone nel primo tempo. Entrambi gli interventi sul pallone troppo forti, giudicati fallosi dai due direttori di gara. Altro giro per lo spazzolone chiesto a gran voce da Francesco Liberti. Se ne sono andati praticamente 5 minuti nel secondo tempo, meno occasioni in questo avvio di secondo parziale tra l'84 Torino ed Ecocity Genzano rispetto al primo. L'84 sempre avanti per 1-0 grazie al gol di Lucas Braga. Liberti, Raguso, ancora Liberti, lato Fortini. Liberti scava il pallone in verticale per Braga che controlla, prova a girarsi Braga, alla fine frana sulla panchina dell'Ecocity dopo che il pallone era uscito. Rimessa laterale proprio per la squadra di Fulvio Colini. Parallela lunga di Tonino Andel, cercata e non trovata. Liberti, punta Moabs. Liberti di forza, Moabs prova a vincere il duello, Liberti sul pallone di forza, sempre Liberti, lungo scarico di Braga per Fortini che calcia col destro non trovando però lo specchio della porta. Ottima trama dell'84, poi la cannonata di Fortini non riesce a trovare il bersaglio grosso. Gioca l'Ecocity, Nem, Tonino Andel, verticale da Matteo Barrichello, su di lui Rescia, Barrichello questa volta prova a girarsi, costretto a ripartire però ancora una volta dal destro di Felipe Tonino Andel. Moabs, doppio passo, prova a sgasare su Fortini, Moabs taglia fuori preciso di Giuliano Fortini, poi Moabs rischia di beccarsi il giallo, lo chiede a gran voce Giuliano Fortini che ha rischiato molto franando sul muro del Palamaggiore di Leni. Niente da segnalare, Victor Lopez lungo da Braga con la colla sulla destra, poi buono scarico per Tuli, sfida con Moabs.
Fortini si mette in ritmo, non riesce a calciare, sempre Fortini, scappa dalla pressione di Nem, ancora Fortini in mezzo a due, passa Fortini, il pallone non è uscito, buono per Rescia che stava per calciare a botta sicura, sfera uscita, secondo il primo arbitro Voltarel. Non convinta la panchina dell'84, doppio cambio, ora fuori Braga e Fortini, dentro Rosico e Ton, gioca l'Eco City. Nem. Moabs, Nem, sfida tra 10 con Osico, passa Nem solo per un attimo con un fallo Osico, secondo i due arbitri. Poi 5 tra Osico e Nem. Punizione per l'Eco City. Che gioca sempre con Nem. Moabs, Nem, ancora Moabs, Taborda di prima in verticale per Barrichello, controllo col petto, gli corre sopra Moabs, non riesce però a servirlo Matteus Barrichello. Taborda, Nem, Taborda, Moabs di prima, non c'è fallo, 3 contro 2 per l'84, palla in angolo da Ton, Osico porta vuota, Ton ancora calcia Ton, Taborda monumentale sulla linea a negare la gioia del gol a Ton, altro eccesso di altruismo per i giocatori dell'L84, alla fine ha ragione Pablo Taborda, giallo per proteste per Moabs. Occasionissima per l'L84 nel suo tentativo di cercare il raddoppio. Tulli corto, Ton, scambiano i due, legge Taborda, non aveva ancora fischiato il direttore di gara, sarà da ribattere il calcio d'angolo, c'era da registrare il giallo a Moabs. Tulli, palla centrale, la tocca Mammarella, Nem spinge il 2 contro 1, pallone in verticale per la corsa di Moabs. Moabs riviene Rescia, in scivolata ancora Moabs dentro, Osico la trova e poi Ton legge in mezzo alle gambe di Moabs, in qualche modo Ton crocchetta di Ton e tunnella Taborda, c'è il fischio contro Pablo Taborda e il giallo poi Taborda invece contro Michele Barbieri, team manager dell'84, arrabbiatissimo il 14 dell'Eco City. Giocatona di Ton che se n'è andato con la crocchetta in tunnel a Pablo Taborda, che si è beccato il giallo, ora va a protestare anche contro il secondo arbitro Precai in maniera molto vigorosa. Poi parla con Ton. 13 alla fine. Si riparte da Victor Lopez. Finta di Lopez. Poi scodella il pallone in verticale per Ton che prova ad addormentare, una soluzione molto complicata cercata da Victor Lopez. Mammarella, lunghissimo da Matteus Barrichello, Rescia sempre sulle sue tracce. Regge questo pallone Barrichello, si gira e calcia, doppio rimpallo, l'ultimo tocco di Matteus Barrichello che si lascia andare ad uno sguardo verso il soffitto del palamaggiore di Leini. Con calma nell'84. Tulli chiede a Osico di alzarsi, gioca Victor Lopez. In angolo da Osico di testa, la blocca Mammarella che poi prova per un attimo a guardare la porta, invece va in verticale per Canal, pallone troppo lungo per Mauro Canal che non riesce a controllare. Mammarella avrebbe voluto il tocco di prima del suo compagno, cercare subito la profondità. Complicato gestire questo lancio per Mauro Canal. Osico, Tulli di prima in verticale da Ton, ci mette solo il piede, gioca veloce Taborda, Micheletto, Taborda, fuorigiri Osico, palla in verticale per Barrichello, di prima per Micheletto che ci arriva ma non riesce a tenerla in campo, troppo lungo il suggerimento di Matteus Barrichello per la corsa di Leonardo Micheletto. Osico, Tulli, pressione di Canal, Osico in verticale da Ton,
si gira Ton, poi sgasa, sempre Ton, prova a guardare la porta, va giù Ton che scivola, lotta ancora con Taborda, l'ultimo tocco di Ton, la rimessa per le City. Micheletto, su di lui Tuli, pallone in verticale, Rescia di testa direttamente da Ton che mette giù, si gira, Ton, doppio passo, Ton prova a spostarsi il pallone per calciare, glielo porta via Taborda, ora Barrichello spinge la transizione, alla fine rinviene l'84 e riparte le City. Taborda sfida Ton e lato lato, poi per andare da Micheletto in verticale tocca Tuli, alla fine Rescia saggiamente finta e lascia scorrere il pallone direttamente in out. Cambio di bande per l'84 che partirà col 4-0. Ton deve rientrare nella rotazione principale. Liberti, Fortini prova ad andare in lungo sulla corsa di Liberti, deviazione fuori Ton e dentro Braga. Fortini, Liberti, Fortini, ancora Liberti, centro del campo, poi destro per andare da Fortini, prova la giocata, Micheletto è attento, allunga il pallone direttamente in fallo laterale, sarà rimessa per l'84. Liberti con calma, in verticale da Braga, deve lavorare su Tony Nandel, Braga lo fa bene, sempre Braga, gli corre sopra Fortini, ignorato, si gira Braga, calcia Braga, deviazione di Tony Nandel non vista, si gioca con Mammarella che va in verticale da Barrichello, Braga su di lui, finta di Barrichello che vorrebbe lo spazio per calciare, rientra puntata di Mateus Barrichello, paratissima di Victor Lopez che allunga in calcio d'angolo, bella giocata di Mateus Barrichello, ancora più bella la parata di Victor Lopez. Palla fuori, Canal prova a imbucare, Liberti vince il rimpallo, poi potrebbe autolanciarsi, cambia lato in maniera complicata per Rescia. Cosa ha fatto Rescia? Che controllo con il tacco, poi pallone a metà strada col sinistro, ha chiesto troppo alla sua precisione dopo un aggancio straordinario. Maxi Rescia, Braga, confusione, sbaglia l'appoggio e regala il possesso alle City. Micheletto lascia lì, Canal braccato da Lucas Braga, solo addormentare il pallone in fallo laterale, ringrazia l'84, pronto a gestire un altro possesso con Fortini, Raguso, Liberti di prima in verticale da Braga, tocca a Micheletto che lavora bene in fase difensiva, poco più di 10 alla fine, sempre 1-0 per l'84. Fortini ha poche soluzioni, arriva al limite dei 4 secondi, addirittura senza giocare, cosa che fa ora le City. Barra lascia lì per Tony Nandel che ci prova, sinistro, out, non è arrivato nessuna corsa sul secondo palo, nessun problema per Lopez, questa volta fuori Braga, dentro Ton, parte in 4 l'84. Ton ora però viene a prendere il pallone, Liberti ed ecco Ton, prova a passare di forza Ton, non c'è fallo, rimessa City. Micheletto lascia lì per Taborda, Ton deve stare attento perché è già ammonito, Canal riparte da Taborda, lato lato, Micheletto non controlla, va giù, non c'è fallo, gioca Ton, Liberti prova a mettersi in ritmo, lascia lì a Ton, ancora centrale per Liberti, Ton sgasa, Ton passa su Micheletto, guarda la porta, Ton dentro per Raguso, troppo lungo il pallone per Mattia Raguso, buon lavoro ancora una volta da parte del pivot brasiliano dell'84, pallone però impreciso dentro l'area di rigore per Mattia Raguso. Taborda rischia, Fortini anticipa Nem, poi Mammarella fa sul pallone, è bravo a rimettere subito in moto le City con Canale, 1 contro 1 con Lopez, Canale dentro e Raguso salva tutto, poi Ton raccoglie, spinto da Canal, c'è il fischio contro Mauro Canal, che recupero di Mattia Raguso a salvare l'84
su un colpo di genio di Mammarella, che in tuffo è riuscito a rimettere subito in moto i suoi, facendo spingere la transizione 4 contro 3 alla squadra di Colini. Lopez attaccato da Taborda, Hocico di prima per Liberti, resta lì però l'84 che ora non può più usare il tocco del portiere. Raguso prova a mandare in parallela per Liberti e ce la fa. Bel controllo di Liberti che rientra. Raguso prova a cambiare tutto per andare da Hocico, non si capiscono i due. Possesso regalato all'Ecocity, 9 alla fine. Tony Nandel, Micheletto sfida con Tom. Barra lascia lì Micheletto, arriva prima di lui Liberti che vuole volare al cambio perché ha preso un colpo. Grande lavoro in fase difensiva di Francesco Liberti. Bella giocata tra Barra e Micheletto. Nem sul punto di battuta, si stacca Micheletto, palla dentro proprio per Micheletto che la trova con il petto, poi perde di vista il pallone. Alla fine Victor Lopez lo fa suo. Hocico, Raguso di prima dentro per Hocico. Raguso rischia su Nem che gliela porta via, trattenuta di Raguso non vista dal primo arbitro Voltarello, o meglio vista e considerata non abbastanza per un fallo. Gioca nell'84 Hocico. Ton, Tuli, centrale Ton, scambia con Tuli. Hocico, controllo complicato e alla fine va bene in verticale da Raguso che prova di prima a cambiare gioco per Ton. Buona l'idea, meno l'esecuzione. Ringrazia l'Ecocity. Si riparte da Nem in verticale, doppio rimpallo, se ne va il pallone che resterà comunque nella disponibilità dei giocatori di Fulvio Colini, con Nem pronto a giocare. Tony Nandel, finta, poi scarico per Micheletto di prima in verticale. Barra lavora su di lui Raguso, palla indietro per Nem, 1 contro 1 con Hocico. Nem rientra, finta di Nem, poi scarico per Micheletto che ci prova col pallone che passa sotto le gambe di Ton. E attento però Victor Lopez sul primo palo ad allungare direttamente il calcio d'angolo. Micheletto fuori per Tony Nandel, calcia Tony Nandel, out, lontano dalla porta di Victor Lopez. Cambi per l'84, rientra Rescia insieme a Lucas Braga. Tuli messo in difficoltà, Hocico, Victor Lopez la tiene dopo il tocco di Nem. Braga controlla, va giù Braga, non c'è niente, Tony Nandel raccoglie e spinge la transizione. Tony Nandel in porta, Lopez con qualche difficoltà, alla fine il rimpallo favorisce l'84 con Rescia che è bravo a sfiorare il pallone sulle gambe di Federico Barra. Dentro Taborda, dentro Moabs per l'Ecocity, qualche problemino per Victor Lopez. C'è bisogno dell'ingresso dello spazzolone dentro l'area di rigore dell'L84 che ha rischiato di combinare un mezzo pasticcio pochi istanti fa. 7:35 alla fine della partita, l'84 sempre avanti per 1-0, 4 i falli dell'Ecocity, 2 invece quelli della squadra di Mister Rios. Altro giro ancora per lo spazzolone, chissà non si possa entrare tra poco nella zona portiere di movimento per Fulvio Colini. Tanto viene massaggiato Leonardo Micheletto a bordo campo. Victor Lopez in verticale da Braga, prima di lui Taborda che sfiora il pallone in calcio d'angolo. Si arrabbia Taborda ma il tocco sembrava chiaramente il suo, si arrabbia forse per una spinta di Lucas Braga. Tuli sul punto di battuta. Palla centrale, centra Hocico, Barra mette in moto Moabs, attenzione a Moabs, prova Moabs, male col destro. Nessun problema per Victor Lopez, non si sono capiti Tuli e Hocico sulla gestione di questa palla inattiva. C'era Braga che reclamava a gran voce il pallone sopra per un'altra conclusione al volo. Altro ingresso dello spazzolone.
è già il terzo negli ultimi 9 secondi effettivi. Tanto agonismo sul parquet del Palamaggiore di Leni. Può giocare Victor Lopez. Tuli in verticale da Braga, sfiora Moabs, la rimessa per l'84. Fuori barra, dentro Barrichello, gioca però l'84. Tuli sfida Moabs, rientra Tuli, attaccato forte da Moabs che però perde il rimpallo, sempre Tuli va giù, non c'è niente, Moabs raccoglie e prova a spingere la transizione, deve fermarsi perché rinviene bene l'84. Moabs sfida Braga, pallone in verticale per Barrichello, scarico Nem, sfida con Osico, Nem vuole il fondo, calcia Nem, trova solo il fondo però non la deviazione di Osico. Nem va in verticale da Braga che non controlla, ferma il gioco il primo arbitro Voltarel perché Osico è scivolato su una chiazza di sudore dove pochi istanti fa è passato lo spazzolone, ha chiesto a gran voce l'ingresso dello stesso. Ora Voltarel va a richiamarlo. Può rientrare lo spazzolone. Con Osico che ha rischiato di farsi male in questo frangente, anche di commettere fallo da rigore dentro l'area. Con Nem che con la punta è riuscito a calciare ma non a trovare lo specchio della porta. Fuori ritmo il 10 delle Cossiti Genzano. Si può giocare con Nem che ha il pallone tra i piedi per rimettere in gioco il pallone. Moabs pressato forte da Van der Salas, Mammarella. Moabs, zona centrale, 1 contro 1 con Salas che lavora molto bene, gli porta via il pallone. Poi Liberti, Rescia, Fortini prova a scappare dalla pressione di Nem che tocca il pallone, la rimessa per l'84, 6:30, poco più alla fine della partita, sempre 1-0 per l'84. Dalla nostra postazione non vediamo nessun giocatore delle Cossiti che è pronto ad indossare la maglia del portiere in movimento. Rescia in verticale a lambire il soffitto del Palamaggiore, poi Nem bene di testa da Mammarella che vuole lanciare ancora in zona Barrichello. Rescia legge molto bene, di testa trova Liberti che poi perde il duello con Moabs, sempre Moabs suolata, cerca spazio per la conclusione, la trova ma trova solamente le gambe di Van der Salas e poi Rescia il più lontano possibile. Fa il cambio Moabs dentro Canal che riceve, lascia lì per Nem, verticale da Barrichello, legge, promette però Maxi Rescia. Salas con calma, Liberti da Victor Lopez, cerca una soluzione, non c'è pressione, ora ha trovato Fortini con spazio, Fortini, puntata puntuale, Mammarella in uscita. Corto Liberti, calcia Liberti, centra Canal, altro giro della rimessa per l'84. Sempre Fortini sul pallone, riparte da Rescia e lascia scorrere ancora una volta per Victor Lopez. Prende campo Victor Lopez, poi va direttamente out per evitare pericoli. Potrebbe anche provare a volte la conclusione verso la porta. Victor Lopez che viene sempre tagliato fuori molto bene dalla pressione ritardata delle Cossiti Genzano. Taglia il passaggio facile, chiaramente Victor Lopez deve inventarsi qualcosa. Mammarella, Nem, controllo complicato ma scappa dalla pressione. Poi pallone in verticale, Canal bene di prima per Barrichello, anticipato da Rescia. Canale si accontenta della rimessa. Problema per Liberti che ha preso un colpo in fronte all'altezza degli occhi. Intanto sugli altri campi il Napoli sta vincendo per 4-1 contro la Sandobate, ha pareggiato la Feldieboli sul campo del Mantova, 4-4. Canal aspetta l'84, Taborda, Canal sopra per Barrichello, sponda Taborda,
Barichello, Rescia sulle sue tracce, lavora per lui Taborda, poi lato lato per andare da Nem, 5 alla fine. Taborda, Canal in verticale da Barichello, va giù, non c'è niente. Rescia non spinge la transizione, Osico rientra, Osico gliela porta via Taborda, che però si trascina il pallone direttamente in out. Può respirare nell'84. Dentro Osico, fuori anche Tuli, dentro Braga e Giuliano Fortini. Lopez, lancio lungo in verticale in zona Braga, la tocca Mammarella che voleva la rimessa per lui, per il possibile ultimo tocco di Lucas Braga, non visto dal primo arbitro Voltarel. Sarà quindi rimessa per l'84. Fortini fuori per Victor Lopez, su di lui Barichello. Fortini di prima da Rescia, non controlla, chiusa in angolo. Taborda può costruire. Pronto Micheletto con la maglia da portiere in movimento per l'Ecocity Genzano. Taborda, Canal scava in verticale per Barra, lo blocca Giuliano Fortini. Lopez guadagna secondi. Però va in verticale per Braga, che non controlla, sul buon lavoro da parte di Taborda. Toni Nandele prova a sgasare, sempre Toni Nandele, non passa su Rescia nella sfida tra numeri 5. Alla fine il pallone è uscito prima dell'intervento di Maxi Rescia. Sarà quindi rimessa per l'Ecocity. C'è ancora bisogno dell'ingresso dello Spazzolone, mentre fa il suo ingresso Leonardo Micheletto come portiere in movimento. Sarà proprio il 77 dell'Ecocity ad incaricarsi della battuta, l'84 che difende con i soliti Osico, Rescia, Tuli e Liberti. Poi Micheletto in maglia da portiere, Nem, Taborda, Canale e Barichello, con Canale in posizione da blocco. Si gioca 4 minuti di portiere in movimento Fulvio Colini. Nem, Taborda. Nem attaccato forte, riparte da Taborda. Nem. Si è spostato Canal, rotazione per l'Ecocity, esterno per andare da Nem. Indietreggia l'84, Barichello, Taborda, Nem, Taborda, Nem prova a alzare la prima linea l'84, Taborda scappa dalla pressione di Tuli trovando bene Micheletto, palla sul lato debole, Barichello sfida Liberti, poi riparte da Pablo Taborda, arrabbiatissimo Mamarello in panchina. Canal, cambio lato di Barichello con un pallone molto forte, lo gestisce però bene Nem. Micheletto, Taborda, ancora Micheletto, Taborda taglia fuori di Tuli, poi pallone in verticale, Canale sponda Micheletto. Micheletto si mette in proprio calcio, Micheletto la trova Victor Lopez, poi Rescia, palleggio, rovesciata per andare in porta. Taborda controlla. 3 alla fine. Risale il campo Taborda. Micheletto in angolo da Nem. Si prende il fondo, Nem va dentro, la trova Osico, il pallone non è uscito, Victor Lopez non riesce a calciare, per opposizione di Canal ci prova in un secondo tempo, controlla ancora una volta molto bene Taborda. E giù Osico, intanto dentro l'area di rigore dell'84. Si è fatto male il capitano verdenero all'interno del rigore, crampi per Osico, chiaramente non si può continuare a giocare con un giocatore a terra dentro l'area di rigore. Ancora attesa in questo finale, dove il Ecocity lancerà il cuore oltre l'ostacolo con il portiere in movimento. 2:37 alla fine di spettacolo, di intensità e anche di follia. In questo sport non manca mai da vivere tutti insieme.
Intanto pocherissimo del Napoli contro la Sandromati, 5-1 per la squadra di Ciccio Angelini. Resta il 4-4 sul campo del Mantova tra i lombardi e le Volpi di Lucio Antonelli. Costretto ad uscire Hosico con i crampi, Zoppi che in maniera vistosa dentro. Raguso per Hosico. Gioca l'Eco City con Nem. Taborda. Scambia con Nem. Barrichello con spazio, prova a entrare su Liberti. Taborda. Barrichello in angolo. Canal. Dato lato, Nem riceve. Taborda con spazio, si mette in ritmo. Pallone un po' lungo, trova Barrichello che prova a sterzare in mezzo a due. Lotta Raguso, va dentro Canal. Raguso il più lontano possibile. Esultanza della panchina dell'84. Pallone che se ne va. Micheletto fuori, Mammarella dentro per giocare la rimessa a 125 secondi dalla fine. Pallone in verticale, Barrichello solo. Fuori Mammarella e dentro Micheletto. Nem. Micheletto scava all'indietro per Nem. Barrichello sfida Liberti. Taborda. Barrichello. Taborda Nem. Taborda vorrebbe l'ingresso di Nem per aprire lo spazio a Micheletto. Barrichello sfida Liberti. Vuole il fondo Barrichello, palla dentro, trova solamente Raguso, poi Liberti allontana solo per un attimo. Taborda. Barrichello rientra, ancora Taborda. Micheletto, arriva Rescia che gli sporca il pallone, non riuscendo però a controllarlo. Mammarella vice di Colini in questo momento. Taborda prende campo. Barrichello. Micheletto, uscita di Tuli, fischi di paura del Palamaggiore, palla in angolo, Taborda. Barrichello, Micheletto, lato forte. Taborda in angolo, Canal a rimorchio, la trova solamente Tuli che calcia verso la porta vuota, non trovandone però lo specchio. Occasione sciupata dall'L84, chiede time out l'Eco City Genzano. Time out che arriva a 49 secondi dalla fine. Ultimo tentativo per Fulvio Colini per preparare qualcosa di speciale in questo finale, e ora invece dall'altro lato della panchina organizzazione massima per l'L84. Stop sul parquet, prendiamo fiato e ci godiamo insieme tra poco gli ultimi 49 secondi di partita. Suonata la sirena, due squadre pronte a rientrare in campo per farci impazzire negli ultimi 49 secondi di gioco. Il Palamaggiore di Leni non rientra più, Mammarella accetta il portiere di movimento l'L84 Torino. Pronto Micheletto a far ripartire il crono, prova a alzare la pressione Tuli sorprendendo Taborda che però trova Nem. Rinviene ora l'L84. Taborda, Micheletto. Taborda, Micheletto, forte Rescia su di lui, Canale al centro, palla per Taborda con un po' di spazio. Micheletto in ritmo, altro giro per Taborda, vuole il fondo, va forte dentro. Nem col tacco per poco non trova una deviazione spettacolare, predica calma Diego Rios. Sarà rimessa dal fondo, non rimessa laterale. Altro giro per lo spazzolone.
eterno attore non protagonista della partita. 26 secondi che ci separano dalla sirena. Perché ok, si può giocare con Lopez che dovrà rimettere in gioco un pallone sanguinoso per l'84. Vedremo se andrà in verticale, così a cercare Tuli in angolo. Taborda prima di lui, bene per Barrichello da Micheletto in versione portiere che fa ripartire l'Ecocity. Taborda, palleggio a sinistra, primo palleggio Barrichello, Micheletto, scarico per Barrichello, lato forte sulla destra. Blocco di Micheletto, Barrichello va in angolo da Nem che va forte dentro, Cerescia però in scivolata che esulta come se avesse segnato 5 secondi alla fine. Allaccio Tuli Micheletto, c'è un fischio, si deve attendere prima di giocare, il tutto sotto gli occhi di Giacomo Voltarell. 4 secondi sul tabellone, saranno 5 in realtà col crono Filippi che indica un secondo da recuperare a quelli che mancano. Palla centrale, Canale calcia, doppia deviazione, Rescia la trova, aspetta fino al suono della sirena che arriva in questo momento. L'L84 Torino si prende il big match contro l'Ecocity Genzano, battendo la squadra di Fulvio Colini per 1-0 al termine di 40 minuti effettivi di grande intensità. La decide nel primo tempo il bellissimo gol di Lucas Braga. I 3 punti restano a Torino e per la sfida è tutto. Un saluto ed una buona serata da Enrico Coggiola.